La quarantena. La quarantena. Io non ne avevo mai conosciuto di quarantene. Boh, è una cosa che è venuta fuori adesso con questa storia di questo coronavirus, Covid-19, e 20, e 21 e 22. Andiamo avanti così. E va bene, bisogna sopportare, bisogna fare da bravi, stare in casa, stare tranquilli, muoversi a destra e a sinistra, fare ginnastica, come si può, uno anziché, che ne so, mettersi per terra sdraiato a fare su e giù, solleva le cose che c'è da sollevare in casa, le mette da una parte e poi le sposta dall'altra e così passa il tempo ammazzandole il tempo. Perché il tempo bisogna saperlo usare. Eh, in casa si possono trovare tante gioie frugando negli angolini, si trovano le letterine del passato. Io ne ho trovato una dove c'era un ragazzo di Irgoli che era innamorato di me, Vincenzo Dettori, innamorato di me. Portarmi nel suo paese dove fanno le salsicce. Mamma mia, mangiare sempre salsiccia, salsiccia. Quello mangia sempre salsicce. C'ha la faccia tutta come se fosse una salsicciata, sì. È un bravo ragazzo, è un bravo ragazzo. Eh, però la salsiccia, sempre la salsiccia tutti i giorni, no, no, no. Poi mi avrebbero chiamato salcicciotta. Eh? Risollino salsiccia. No, 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 no. Agrituristi non andate da Pirodi, che vi danno da mangiare cose guaste. Ti disturbano nel sonno mentre dormi, con i cani che ti mordono abbaiando. Antipasti marinari di campagna, gallinelle di mangime semolose, coniglietti del mercato a poco prezzo. Non ti danno cose buone e naturali, niente mirto, limoncello, fil di ferro. Solo vino contraffatto comprato nel mercato, i ravioli sono vuoti in aciditi molto molto. Se ti danno un maialetto non è sardo ma di orvieto, la salsiccia di pavullo, la bistecca della mucca che impazzì. Se vuoi fare le vacanze belle belle, non andate da Pirodi e boh, il latte che bevi da noi è il latte delle vacche nostre. Mangiamo le vacche dal vivo e il latte lo bevi in diretta. Pirodi le aggiunge l'acquetta, lo bevi e ti canta la pancia e dopo ti scioglie la cacca perché non è latte di vacca, il latte che ti dà Pirodi ti scioglie la cacca e trodi. Insomma, perché non lo reggi? Ti scappa la cacca e scorreggi. Polpette, animelle, pegatini di pollo, cordulelle d'agnello con i calamari, gamberetti, fagiolini alla pescatora, cozze a bocca aperta già cotte da ieri, zuppa gallurese, pane masticato da Giorgio. Dico Giorgio perché non ha finito i denti, mentre Giorgio ce li ha, cariati ma ce li ha. Chi ne vuole apra la bocca e lo dica, se non lo diamo tutto ai maiali o alle galline o ai cani e boh. Oh, io. Bene, adesso vado perché devo fare il pizzicotto. Quella pizza fatta in casa col pane già pronto, quello sardo, le piadine sarde che ci metto sopra il pomodorino,
poi ci metto sopra la mozzarellina, poi ci metto un'acciughina, un cappellino, poco di olio, una spruzzatina di formaggio, metto sulla padella, quando è poco calda la piego in due, poi la giro dall'altra parte, la giro dall'altra, pronta. Ciao a tutti, arrivederci, ciao, ciao.